Nuovo arrivo di migranti a Porto Empedocle, ma in questo caso si tratta di 150 subsahariani salvati alla vecchia maniera e non di uno dei quasi giornalieri sbarchi fantasma carichi di tunisini. Sono stati recuperati dalla nave Zeffiro, sono stati trasbordati sulle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. Fra i migranti anche dei feriti e qualcuno con la febbre. Sulla banchina presenti le ambulanze. Fra i 150 subsahariani ci sono anche 4 donne e 18 minori. Ed in arrivo ad Agrigento una parte dei 188 minori non accompagnati approdati oggi a Palermo su quella che è stata ribattezzata la nave dei bambini. Hanno tutti fra i 16 e i 17 anni. Non accadeva da mesi di dover assistere a sbarchi con un numero così alto di minori. Se si pensa che in Libia e durante il viaggio adolescenti poco più che bambini sono esposti alle stesse tremende violenze degli adulti è spaventoso. Sono stati tratti in salvo dalla nave Aquarius di SOS Mediterranee, che nei giorni scorsi ha effettuato 7 operazioni di soccorso per un totale di 606 persone. Ad arrivare sono soprattutto etiopi, somali, maliani, eritrei e 27 famiglie siriane. A bordo ci sono anche 11 donne incinte, di cui 2 al 9° mese di gravidanza e un neonato di appena una settimana. Sono stati subito presi in carico dall'ostetrica di Medici Senza Frontiere. Diversi naufraghi presentano sintomi di malnutrizione e appaiono provati dalla prolungata mancanza di cure. Un giovane porta i segni di ferite ad arma da fuoco e da macete. Numerose donne di origine subsahariana hanno dichiarato di essere state ripetutamente vittime di violenze sessuali e di essere state imprigionate per diversi mesi.